Signora, da che ora è qua lei? Io sono da meno un quarto alle 8, però c'è gente dalle 6 di stamattina, è quasi tutta cassola. Non hanno messo fuori nessun cartello. Prima uno si prende un biglietto, uno se ne prende 3, uno ne prende 4. Dopo danno dei fogli da compilare, ma che dovrebbero essere 3 sportelli, ce n'è uno solo. Non lo so. Mi dica lei cosa dobbiamo fare. Mattinata di passione per decine di persone che hanno aspettato il loro turno per ore davanti alla casa di comunità di Romano Dezzelino. Gente in coda dalle 6 del mattino, soprattutto residenti di Cassola che dovevano cambiare il medico di base, soprattutto anziani che hanno dovuto recarsi di persona a Romano a causa di un guasto al sistema informatico regionale che, se avesse funzionato, avrebbe evitato almeno in parte tutto questo disagio. Ringraziamo il Signore che non piove e che non c'è il caldo afoso dei giorni scorsi, perché è una vergogna. Siete qua fuori e aspettate il vostro turno? Dalle 8:30. E anche in silenzio ci hanno detto di stare perché sennò disturbiamo, siamo fuori e all'aperto. Non ci sono parole, non abbiamo parole. È una cosa indescrivibile. Adesso sono al numero 30, siamo alle 10, ci sono dei signori che hanno il numero 170, quindi vedremo, non sappiamo ancora che tempi avremo. Ecco, ci chiamano così, ci sentono così. Ma una situazione davvero diventa difficile soprattutto per i tanti anziani che ci sono. Eh sì, decisamente un po' di buonsenso avrebbe permesso di dire mettiamo fuori alcune sedie, alcune panchine, insomma le persone anziane star qui per ore in piedi non mi sembra una cosa degna della nostra società. Ho il 141, queste persone che hanno anche il 170. Io spero che entro stasera ci facciano.